6 anni, 9 mesi, 23 giorni. Questo il tempo trascorso, ad oggi, dalla chiusura della cattedrale di Agrigento. E mentre i mesi si rincorrono tra loro, dilatandosi per diventare anni di annunci e promesse non mantenute, inceppati in intoppi burocratici, adesso i minuti che in poche ore diventano giorni registrano segnali positivi. Questa mattina i carabinieri del comando provinciale di Agrigento, quelli del centro anticrimine Natura e i militari del nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo in sopralluogo sul posto. La Procura della Repubblica di Agrigento vuole fare luce sui ritardi che hanno, di fatto, compromesso una situazione già precaria, quasi emergenziale. Già lo scorso 4 novembre il procuratore Luigi Patronaggio aveva effettuato un sopralluogo in prima persona, perché se da un lato si attende l'avvio del cantiere per la messa in sicurezza della cattedrale, la gara d'appalto è stata già aggiudicata dall'Urega. Dall'altro si è ancora in attesa che si faccia il bando, secondo quanto era già stato deciso, per la ricerca degli esperti europei che dovrebbero redigere il progetto per la mitigazione del dissesto idrogeologico del Colle. Di ieri anche l'intervento dell'assessore al territorio e all'ambiente della Sicilia, Toto Cordaro, che afferma: su indicazione del presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ho convocato i responsabili della protezione civile regionale, il direttore del territorio e ambiente, il vice sindaco di Agrigento, la soprintendenza di Agrigento e il rappresentante del commissario del dissesto idrogeologico, dice Cordaro. Ci siamo confrontati sulle priorità. Entro gennaio, ha assicurato, la protezione civile sarà in grado di realizzare nel costone che scende dalla cattedrale verso l'insediamento abitativo un metodo che tenderà a creare una protezione in caso di disastro. Nel frattempo la struttura del commissario sta lavorando, dice, per la progettazione che dovrebbe essere pronta entro l'inizio del 2019 per la messa in sicurezza definitiva del costone.